Siamo ritornati in studio con il professor Cevolini che ci sta spiegando il momento che sta vivendo l'Europa. È un momento di crisi, eravamo rimasti proprio su questo punto. E io voglio estendere un attimino l'argomento perché ci sono gli Stati Uniti, la politica protezionistica di Trump da una parte e dall'altra c'è la Cina che con la nuova via della seta vuole entrare in Europa, soprattutto con le merci, mi permetto di dire. Lei come la vede la posizione dell'Europa rispetto a questi due? L'Europa è il più grande mercato del mondo, ma però la più grande superpotenza del mondo sono gli Stati Uniti e il secondo soggetto sfidante questa superpotenza è la Cina. Allora noi, tra l'altro, che non abbiamo, tra le varie cose, per quello si parlava prima della prospettiva federale, sia per risolvere le crisi e decidere insieme le politiche di governo e dell'economia, ma c'è anche il problema della politica estera, che purtroppo qui è come sparare nei confronti della Croce Rossa. La nostra Mogherini non è che riesca a unire mai gli Stati membri in una politica estera comune e sempre, in ogni momento, ci sono sempre continue divisioni, sia nelle missioni di pace all'estero, sia nelle posizioni anche di carattere, ed è quello che dobbiamo affrontare, anche di carattere economico, per esempio. Perché? Perché Trump ha lanciato una nuova politica, diciamo, estera, da un lato neo-isolazionista, tant'è vero che in questi giorni, proprio oggi, ha dichiarato che ritirerà tutto il contingente americano, per esempio dalla Siria, dal Medio Oriente, non ci saranno più militari lì, e quindi è una continuità comunque quella che aveva lanciato Obama con il game over, cioè la fine, diciamo, di questa intrusione così pesante americana, e anche sforzi economici. Però ecco, questo neo-isolazionismo ha portato anche alla politica, per esempio, che è molto pesante, dei dazi. Esatto. Dazi che si applicano, allora, con l'Unione Europea, come dire, sono stati sospesi per ora, anche se è vero che, leggendo bene il documento sulla sicurezza nazionale, la strategia sulla sicurezza nazionale del 2017 di Trump, c'è un cambiamento straordinario, cioè la declinazione non è più in termini di difesa dal terrorismo islamico, dal terrorismo islamista internazionale, ma è tutto ricondotto ad un'ottica economica, cioè si pone una politica di dazi per proteggere l'industria degli Stati Uniti americana da che cosa? Da una globalizzazione interpretata troppo allegramente, con delle regole del commercio internazionale che favoriscono la Cina, che diventa competitiva sui mercati, però lo fa barando, nel senso avendo dei diritti umani ridotti, del trattamento dei lavoratori, inquinamento ambientale e così via. Quindi su queste cose Trump ha voluto fare un passo indietro e quindi ci troviamo in una situazione paradossale. La Cina chiede di applicare le regole del commercio, gli Stati Uniti ne fanno eccezione. Ecco, in questa guerra però dei dazi e così via, noi siamo in mezzo, e allora da un lato ci facciamo la piega sempre sulle decisioni degli Stati Uniti. Pensiamo per esempio alla questione della crisi dell'Ucraina, dove 5 minuti prima la Merkel aveva cacciato l'ambasciatore americano perché si era scoperto che il telefonino della Merkel era spiato dagli Stati Uniti, come d'altronde tutti spiano tutti in questo campo. Però 5 minuti dopo, quando gli Stati Uniti hanno chiamato e hanno detto si applicano nei confronti della Russia, a causa di come si è comportata nell'Ucraina, le sanzioni commerciali, subito tutti gli Stati e anche la Germania dell'Unione Europea si sono allineati agli Stati Uniti. Ecco, quindi c'è sempre un allineamento comunque agli Stati Uniti, però anche per certi versi un tradimento. Pensiamo al tema delle vie della seta. Il tema delle vie della seta è supportato, che la via della seta non è altro che la globalizzazione interpretata dalla Cina,
dopo che la Cina si è accorta che l'economia capitalista nel 2008 ha avuto una crisi, ha dimostrato una crisi esagerata, straordinaria, e che ha messo in dubbio quindi l'adesione della Cina al modello capitalista per quanto riguarda i meri aspetti economici. E allora ecco che hanno sviluppato questa prospettiva di penetrazione del mercato europeo e anche delle risorse in realtà africane, perché in realtà le vie della seta sono molte e una arriva anche in Africa per prendere le risorse per mettersi in primo piano nella politica poi di eventuale ricostruzione dell'Africa. E per l'industria europea questo come deve essere considerato? Noi ci siamo per esempio allineati alla Banca Asiatica fondata dalla Cina nel 2014 e Francia, Germania e Italia hanno aderito a questa fondazione di questa banca che serve per finanziare tutte le strutture, le infrastrutture necessarie alla via della seta, quindi miliardi che anche il nostro paese ha versato in questa banca, entrando a far parte di una banca internazionale a guida cinese, in contrapposizione col Fondo Monetario Internazionale, con un'altra banca asiatica a guida americana. Quindi un po' siamo... E un altro soggetto che, questo è stato cacciato dal G8, cioè la Russia, infatti adesso siamo al G7, che Russia sperava di diventare una normale grande potenza regionale ma dell'Occidente. Invece con l'entrata nella NATO dei piccoli paesi che stanno sotto le mura della Russia, entrando nella NATO, questa è un po' una dichiarazione per certi versi di guerra, ha costretto la Russia a buttarsi nelle braccia della Cina. Però le chiedo una cosa, che convenienza ha l'Europa ad agevolare questa via della seta? Perché sembra molto a favore della Cina. Intanto diciamo, è inspiegabile come questa via, che dovrebbe essere fatta c'è una di mare, ma quella di mare potrà avere molti approdi. Già si è visto che si sono fatti il porto del Pireo, per esempio, i cinesi, e poi altri porti si faranno piano piano, ma è un aspetto plurale. Ecco, tutti siamo ingannati quando si dice la via della seta arriverà qui, arriverà a Trieste, la via della seta arriverà a Marsiglia, a Barcellona, a Valencia, ad Amburgo, di qua, di là. È vero tutto. Arriverà ovunque, dappertutto. Quindi questo è un primo aspetto che un po' ci inganna. L'altro tema è che però una qualsiasi forma di comunicazione, quella ferroviaria, dovrebbe essere a 6 binari da un lato, a 6 binari dall'altro, e qui c'è la copertura di quel soggetto internazionale che è una metà tra NATO e Unione Europea, che è la Shanghai Cooperation Organization, nella quale è entrata la Russia, ma nella quale sono entrati anche tutti gli stati che servono per fare questa ferrovia a 6 binari da un lato e dall'altro, e sono entrati incredibilmente, ed è qui che entra in crisi anche l'America per certi versi, l'India e il Pakistan, che sono due nemici, potenze nucleari, e che soprattutto l'India dovrebbe essere usata in una sorta di contenimento della Cina, e invece anche questo è un altro soggetto che si libera dal controllo degli Stati Uniti ed è andato a fare delle esercitazioni militari insieme al Pakistan, quindi sono cose incredibili. Allora, vedete, la Cina ragiona con delle organizzazioni come una banca, come un'organizzazione internazionale, delle strutture stabili per realizzare questa via della seta, queste vie della seta. Noi come Unione Europea siamo completamente divisi, tutti speriamo di avere l'approdo nel nostro porto delle merci. E diciamo che l'approdo dovrebbe non solo farle arrivare, ma dovrebbe anche c'è anche questo elemento. Ma che cosa noi vendiamo ai cinesi? Sì, vendiamo il vino, potremmo vendere il vino di qualità. Già quando iniziamo a dire, non so, delle merci di lusso, già non diciamo del tutto il vero, perché ormai in Cina si sta sviluppando alta moda, profumi, cioè tutti gli ambiti diciamo ormai hanno i loro ormai marchi, iniziano ad avere dei loro marchi che come più o meno anche nell'assetto, nella grande sfida tecnologica, Huawei è capace di competere con la Apple, anche se le distanze sono ancora notevoli per quanto riguarda, però la grande sfida sarà anche un po' sull'intelligenza artificiale. Sotto questo profilo ci sono ancora dei notevoli vantaggi della Silicon Valley, degli Stati Uniti e così via.
però anche qui la sfida è pesante e qui noi Unione Europea siamo sempre, io parlo di noi Unione Europea perché se iniziamo a ragionare solo in termini di, non so, Friuli contro Veneto per fuori, Venezia Trieste, oppure Italia contro Slovenia. Quindi diciamo che la prima sfida dell'Europa è quella di essere un'Europa unita, veramente con obiettivi comuni. Scritto questo numero di diagramma letterario dedicato all'ipotesi federalista nel settembre del 1993, qui ci scriveva Miglio, ci scrivevano grandi intellettuali italiani, che anche piccoli intellettuali come me che iniziavo a scrivere. E già avevano visto dove andavamo a finire. Che è il posto dove vorrebbero andare, cioè l'Europa dei popoli, dove dovrebbe andare per esempio anche questa Europa di Visegrad, dove vorrebbe andare molto probabilmente sia il Movimento 5 Stelle sia la Lega, cioè a riconoscerci addirittura più piccoli per certi versi, ma più grandi nell'Unione Europea, perché in questo modo se c'è un'adesione degli Stati anche con tutte le realtà complesse che hanno dietro, penso per esempio anche alla possibilità di risolvere la questione catalana, per esempio, tutte queste cose qua si possono risolvere solo le crisi economiche, il controllo dei conti, ma anche la solidarietà si può risolvere solo in una prospettiva federale, e questa è l'unica possibilità. Grazie professor Cevolin, grazie mille. Grazie per averci seguito, alla prossima puntata.